Pronto? Pronto? Parlo su balaclava? Oh, finalmente questa volta che lo acciappò. C'ha le sempre occupò. Son l'avvocato Burrida. Voi va dire che le luade finila, o abbasta, mica da godrento, mando tutti in pretua e non se ne parla più. Cosa ha scritto 3 raccomande? Voi non mi ha manco risposto. Cose? Cose scia dice? Tanto bordello per 2 balle? Scia vediamo su balaclava che quest'inverno scia so ricordia pescin che scia scampa. Sarà un inverno salato. Signorina, gliel'ho già detto una volta, tenga l'uscio. Non vede che sbatte che non si riesce a sentire niente. Pronto? Dunque le informo che il mio cliente intende essere risarcito dei danni riportati al cappotto e al cappello sulla base di 100.000 lire, più naturalmente le spese di giudizio. De meno manchi incito. Magari poi lui versa a beneficenza, ma o fa pedana le sue a soffiggio. Cusciù l'imparia un'altra volta che neia a tegnisse man in tastacca, invece di mettersi a tie balè gente. Ah, voi sciasceccia ma ragazzate, per conto me quelle teppismo belle buono. Scia se ricorde che a norma dell'articolo 14.999 seteseri, in caso di nevicata è severamente proibito tirarsi le palle nell'interno dell'abitato. E perché se figlio non la mando a limun a tiasse e balle? Che tanto posto là? Vusciascia l'insiste in tu di che non l'ha fatta apposta, mentre a me mi risulta che la cosa era stata preparata. Difetti, ghian in 5 quelle balle pronte o schiudere a una porta. E almeno fissan state sciocche, invece e han balle 2, balle già 6, pai van prie. E questo le successe esattamente a mezzanotte. Appena usciù meringo l'anfiaccia a 20 portego, se mi sacciove balle. Già se l'immagina quello povero uomo. Se non corriva a portare alla sotterrava andè balle. Conclusione, un paletto e un cappello nuovo di zecca completamente rovinati. Cosa c'ha dice? Che un cappello le ha veggio da quelli flosci? Ma manco per rie, o le ha un cappello duro. Usciù meringo tornava da un ricevimento al consolato di Nicaragua in abito da società. Per piacere non l'insista in suo cappello, perché a portea che l'ha visto tutto, a ma seguiò con la veiva duro, e il cappotto le ha da quelli cupei in giro al collo. Insomma, suo balaclava, a questa faccenda le balle le lo ha da agentaggio. Il torto, a mio avviso, è esclusivamente di suo figlio. Ah, no? Ed è chi ha lui? Ma vede che lo tieni e baloscio meringa. Ma scherziamo la vei? Non c'è perdono che tenga. Vorrei sentire uscia cosa c'ha di Eva, sente un giorno de neie, passando in una strada deserta che ci guesse e balle de mezzo chilo de re a uege. Ci riesce balaclava, se vediamo in pretua.